Tra 2 giorni al via con gli esami di maturità, oggi le telecamere di TVA al Fermi. La Galla si insedia a Palazzo delle Aquile, Firetto, ex sindaco di Agrigento, replica l'attuale primo cittadino Franco Miccichè. 5 Stelle, riunisce il Consiglio nazionale, Di Maio non espulso ma sfiduciato. L'esercito vuole tornare a esercitarsi a punta bianca e i volontari si mobilitano, anche perché c'è un provvedimento della Procura che lo vieta. Domenica appuntamento a Maddalusa per ripulire il litorale. Calcio, sfuma la promozione in Serie D per l'Acragas. Basket, la Fortitudo perde ancora. Mercoledì prossimo 22 giugno, gara 5 decisiva. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con le informazioni. In apertura parliamo della maturità 2022. Tra 2 giorni, il 22 giugno, tutta Italia svolgerà contemporaneamente la prima prova che è ministeriale, l'italiano. Per il terzo anno consecutivo la commissione d'esame sarà interna, formata da 6 docenti e dal presidente che rappresenta l'unico membro esterno. Le telecamere di TVA all'Istituto Superiore Fermi di Agrigento. Siamo all'IPA Fermi con la commissione che si sta insediando per i prossimi esami. Parliamo con il Presidente, l'ingegnere Barone. Oggi abbiamo iniziato già alle 8:30 puntuali i lavori di insediamento della commissione secondo le direttive ministeriali e con le commissioni interne, però con il Presidente esterno. Abbiamo lavorato nell'esame delle 2 classi, perché ogni commissione ha 2 classi, e abbiamo cercato di valutare e valorizzare le persone che esamineremo nei prossimi giorni. E certamente noi cerchiamo di essere al di sopra delle parti, perché il Presidente deve valorizzare e valutare i ragazzi interni sulla base dei lavori che hanno svolto in collaborazione con i loro docenti e con il loro dirigente scolastico, perché la funzione del dirigente scolastico è fondamentale in ogni scuola e quindi anche in questa. Io sono ben felice di essere qui, è la terza mia esperienza di Presidente, però è un'esperienza particolare perché io in questa scuola ci sono cresciuto professionalmente, e questo è il logo che ho fatto professionalmente quando ero qua docente, ed è un logo molto particolare perché rappresenta il connubio quasi hegeliano, come diceva la stessa relazione di presentazione, fra la cultura classica e la cultura scientifica e tecnologica, che è a fondamento del nostro dialogo, della nostra vita e del nostro anche territorio nel quale viviamo e nel quale i ragazzi crescono, perché devono avere la preparazione tecnica ma anche la preparazione di carattere umanistico. Ci presenta la commissione, Presidente? Sì, qui abbiamo il nostro vicepresidente nominato ufficialmente dal sottoscritto. Sebastiano Raeri, insegno diritto, ho il piacere di conoscere il nostro Presidente da tantissimi anni perché siamo stati colleghi quando lui insegnava in questa scuola. È stato molto bello per me vedere che il Presidente era lui, perché essendo stato docente interno conosce bene la realtà, conosce bene le situazioni dei nostri ragazzi, e quindi ero sicuro, come già ho avuto modo di vedere dai lavori in sede oggi, che l'esame sarebbe svolto in un clima di serenità, di collaborazione e di tranquillità. Conosciamo l'altra componente? Sì, abbiamo qua... Io sono la professoressa Laima, insegno italiano e storia. Stamattina ho avuto il piacere di conoscere il nostro Presidente e già il buongiorno si vede dal mattino, per cui abbiamo subito lavorato in serenità, in un clima molto sereno. Io seguo i ragazzi da 5 anni e li porterò fino alla fine in questa esperienza molto carina, molto bella. Poi?
E poi abbiamo la professoressa qui, Alfano. Salve, la professoressa Alfano, insegno italiano. Anche io posso ripetermi, insomma, che la riunione, come prima riunione, diciamo, siamo partiti bene. E niente, abbiamo appunto il piacere di portare alla conclusione di un percorso che è stato pesante, soprattutto per gli ultimi anni che abbiamo tutti vissuto per il problema del Covid, però cercheremo appunto di concludere i lavori nel migliore dei modi, nell'interesse dei nostri alunni. Allora, Presidente, per concludere, ci sono delle novità quest'anno per gli esami di Stato rispetto agli altri anni? La novità è che innanzitutto ci sono 2 prove sole scritte, perché prima della pandemia ce n'erano 3, tutte e 3 ministeriali. Oggi ce n'è una sola ministeriale che è la prova di italiano nelle sue varie possibilità e logiche che vengono, diciamo, sicuramente trasmesse telematicamente la mattina alle 8:30 o alle 9 di dopodomani, perché noi abbiamo in questo momento riunione, siamo in pausa professionale perché è prevista e i lavori possono proseguire se necessario anche domattina o anche domani pomeriggio. Poi ci sarà la prima prova dopodomani e poi ci sarà la prova invece locale, che è la prova professionale per ogni scuola, secondo gli indirizzi. Per esempio io ho 2 indirizzi, perché l'ho detto poco fa, abbiamo 2 classi con indirizzi diversi, odontotecnico e i servizi sociali. Sono ragazze e ragazzi che cercheremo di ascoltare, valutare e avviarli nell'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Ci sono tante persone, ci sono anche degli esterni, sono poche a dire il vero, però hanno anche loro il diritto, perché lo prevede la legge, di seguire l'esame di maturità e di cercare di arrivare anche a quello che loro meritano. Devo dire che è un'esperienza importantissima, l'esame di Stato che si chiama di Stato proprio perché è la Costituzione che lo ha istituito e io sono contrario a eliminarlo perché è fondamentale, perché è il riconoscimento dello Stato di ciò che lo stesso Ministero e tutti gli insegnanti fanno sia nelle scuole private sia nelle scuole pubbliche. E quindi è una tappa importante, è una tappa che tutti noi ricordiamo quando eravamo giovani e che viviamo anche da insegnanti in questi giovani di questo periodo che hanno vissuto le difficoltà della pandemia, ora stanno vivendo le difficoltà di un ambiente molto strano, questo è la guerra, e molte cose noi chiariremo con questi ragazzi, domanderemo proprio come si trovano nei momenti di spostamento di questo territorio. Noi siamo qui in una zona che naturalmente è una zona lontana dal centro di Agrigento, una scuola è brutto che sia fuori dal centro. Chiariremo anche questo, come si sono trovati, perché sono ragazzi anche fuori sede, molti fuori sede. E poi chiederemo anche sul PCTO come si sono trovati, dove l'hanno fatto, le domande di educazione civica. Diciamo, sicuramente con i nostri colleghi trascorreremo delle ore anche di maturazione anche per noi. A Catania, in Vietnea, nella notte tra sabato e domenica, una moto Ducati, per causa in corso d'accertamento, si è schiantata contro un'automobile Opel Corsa. Sono morte 2 persone in sella alla moto, entrambe appena fuori dalla pizzeria dove hanno lavorato per il turno serale. Si tratta di un uomo di 31 anni di Motta Sant'Anastasia, Antonino Vitelli, e un altro di 21 anni di Enna, Luigi Severino. L'auto, dopo l'impatto con il motorino, ha abbattuto un palo della segnaletica e ha sbattuto contro la saracinesca di un negozio. Una ragazza di 18 anni, Chiara Laspina, è morta dopo essersi sentita male alla festa di un'amica a Fiumefreddo di Sicilia. La procura ha aperto un'inchiesta e ha ordinato l'autopsia dopo l'esposto dei genitori, secondo
cui la vittima non avrebbe avuto le necessarie cure alla guardia medica di Mascalucia. Mentre era alla festa, la giovane ha chiamato il padre dicendo di non star bene. Il genitore l'ha accompagnata alla guardia medica e avrebbe detto ai sanitari che sua figlia soffriva di crisi respiratorie a causa di allergie. I medici avrebbero prescritto una dose di tranquillante. È stato inutile anche il tentativo di trasferire la giovane con l'ambulanza all'ospedale di Acireale. La famiglia ha nominato un legale per seguire la vicenda. A Ribera è stato trovato il cadavere di un pensionato di 70 anni ripescato nelle acque del fiume Platani. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco dopo una segnalazione nella notte. Indagini sono in corso al fine di risalire all'origine di quanto accaduto, un malore, un incidente durante la pesca. Si tratta di Giancarlo Chiarini, originario di Modena e residente a Ribera da circa 3 anni. L'anziano ha coltivato l'hobby della pesca e ha partecipato a diversi tornei amatoriali. E a Partinico, in provincia di Palermo, è stato ritrovato il cadavere di Vito Stabile, 82 anni, del quale non si avevano più notizie da giovedì scorso. Il corpo è stato recuperato in una scarpata non distante dalla casa dell'anziano. I vigili del fuoco lo hanno cercato avvalendosi anche di droni e di cani addestrati. Per tanti anni ha lavorato in Svizzera come operaio in un'impresa e poi si è ritirato a Partinico per dedicarsi alla campagna. Un pensionato di 77 anni, originario della provincia di Agrigento, è partito dall'Inghilterra alla guida di un furgone verso la sua terra natia per raggiungere i parenti. Lungo la Palermo-Messina ha invertito la direzione di marcia e contromano si è schiantato contro un'automobile condotta da un sessantenne illeso. Poi ha proseguito la sua marcia contromano. In una galleria si è scontrato contro un'altra automobile condotta da un 19enne e con a bordo altri 4 giovani. Nessun ferito gravemente. La polizia stradale è riuscita a bloccarlo. Per lui, in evidente stato confusionale provocato forse dalla stanchezza, scatterà la revoca della patente e il fermo amministrativo dell'auto per 3 mesi. Adesso la politica, botta e risposta sul ex piano regolatore generale, oggi piano urbanistico comunale, tra l'ex e l'attuale sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e Franco Miccichè, un iter ancora in corso che sta seguendo percorsi differenti. Vediamo. Voglio ritornare un po' indietro nel tempo, però voglio ricordare a tutta la città di Agrigento che nel 2012 l'ingegnere Giacobazzi aveva redatto il piano regolatore. Piano regolatore che da allora... Quando nel 2015 arrivammo all'amministrazione comunale di Agrigento avevamo le carte relative al piano regolatore generale, in realtà erano le cosiddette famigerate prescrizioni esecutive che erano state sequestrate qualche mese prima dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Quindi ci trovavamo fermi con l'iter la città ferma con l'iter di revisione del piano regolatore generale e ci siamo trovati, giunta nel 2016, con una diffida da parte della Regione Siciliana che ci intimava di dare corso alla revisione del piano regolatore generale. Abbiamo avviato in ottemperanza a queste condizioni ambientali l'iter di avvio di revisione del piano regolatore generale secondo una formula che fosse contemporanea, innovativa, che era quella dell'ascolto della città, perché un piano regolatore generale, oggi PUG, che è destinato a durare per qualche decennio, inevitabilmente non può essere figlio solamente di un consiglio comunale, perché i consigli comunali passano, non può essere figlio di una giunta perché le giunte passano e non poteva essere figlio di un sindaco perché anche i sindaci passano. Quindi doveva nascere dall'ascolto della città e quindi le sue dinamiche, cosa che è stata avviata ottimamente dall'allora assessore all'urbanistica di Savirone con un coinvolgimento generale della Giunta. Si è partiti con l'ascolto della città, tutti gli ordini professionali sono stati ascoltati, come si dice, i stakeholder, i portatori di interesse, l'Università di Agrigento, le organizzazioni sindacali, sono state celebrate tante riunioni, alcune all'interno dell'Urban Center, alcune nella biblioteca comunale
La Rocca di Agrigento, dove grande partecipazione anche di stampa e i contributi di ciascuno sono stati verbalizzati. Alla fine le direttive al nuovo piano regolatore generale, ripeto oggi PUG, sono nate da che cosa? Da contributi formali firmati dagli ordini professionali e quindi dal responsabile provinciale per conto di ciascun ordine, dall'Università di Palermo con il suo consorzio di Agrigento, da tutte le organizzazioni che erano portatrici di interesse. Ecco, quelle direttive al piano regolatore che cosa prevedevano? Consumo di suolo zero, perché Agrigento ha tanto consumo di suolo e ne ha consumato tanto. Prevedevano anche un ordinato sviluppo della fascia costiera, prevedevano ancora una volta una razionalità nell'utilizzo del territorio in una logica innovativa. Tutti questi contributi sono stati votati in Consiglio Comunale e adesso quelle direttive hanno avuto la conclamazione di un Consiglio Comunale. Cosa sta accadendo oggi ai giorni nostri? Sta accadendo quello che accade nel bel film di Ficarra e Picone, L'ora legale. Cioè si ritorna al passato e accade in queste ore che viene dato un incarico a un tecnico per il quale intanto abbiamo chiesto così incidentalmente come sia stato determinato l'importo, se ci sia stata una negoziazione, se si sia fatto riferimento ad una piattaforma telematica. Ma la cosa più importante, al di là di questo, è capire che cosa deve fare questo tecnico, perché in atti nulla risulta. Nella realtà, ascoltando una risposta, diciamo, molto confusa da parte del sindaco, perché probabilmente gli hanno raccontato alcune cose, ne ha compreso una parte e le ha rielaborate confondendo completamente il quadro. Tra le righe comprendiamo che costituisce questo un incarico per la revisione del piano regolatore generale, lui dice per il nuovo piano regolatore. In realtà non ci sarà nessun piano regolatore. In atti non si rinviene quale ruolo avrà questo tecnico, cioè si muoverà seguendo quelle direttive del Consiglio Comunale? No, pare che il sindaco lo smentisce assolutamente e quindi in atti non si sa chi darà le indicazioni a questo tecnico, per cui si è passati da una fase in cui era la città che dava le direttive ad una fase in cui non è la città che dà le direttive, non è il Consiglio Comunale e in atti non è né la Giunta né il sindaco, perché il sindaco, come abbiamo visto in questa intervista di Cantella, nulla sa dire di questi indirizzi né sa rispondere, salvo raccontare che nel 2012 si era prevista la revisione della legge regionale che invece è data dell'anno scorso. Ecco, tanta confusione ed è bene che queste diciamo, riflessioni, che non nascono dalla necessità assolutamente di fare contrappunto al sindaco che ha obiettivamente tanta confusione nella testa, e lo dimostra questa intervista che un po' diciamo confonde le acque, un po' il balbettante, e comunque racconta di un'idea di città che non c'è, e soprattutto gli hanno raccontato alcune cose, ma di fatto ne riporta diciamo una parte di quelle che gli hanno raccontato. In realtà io credo che il disegno sia chiaro. Non il sindaco, non la giunta, non il consiglio comunale, ma da qualche altra parte si sta scrivendo la nuova pianificazione urbanistica della città, e lo si sta facendo senza che nulla neppure risulti in atti. Cioè quelle che furono sequestrate allora prescrizioni esecutive, qualcosa di simile sta riaccadendo nella nostra città. Roberto Lagalla è stato proclamato sindaco a Palermo, accolto da applausi e standing ovation al suo ingresso nell'aula delle Lapidi, dove si riunisce il Consiglio Comunale. Il neosindaco è stato proclamato dal presidente dell'ufficio elettorale e da questo momento è ufficialmente in carica. Vediamo. Non capita tutti i giorni di insediarsi a sindaco della quinta città d'Italia. Per me è uno straordinario onore, è un privilegio e certamente una grandissima responsabilità della quale mi auguro essere degno nei confronti dei cittadini di questa straordinaria città.
Beh, abbiamo tante emergenze, già da stamattina ci metteremo al lavoro, incontrerò nelle prossime ore sia il prefetto sia l'arcivescovo come prime autorità, oltre ovviamente il presidente della regione, ma intanto già da stamattina mi confronterò almeno con alcuni dei principali dirigenti dell'amministrazione comunale per fare una breve agenda, una pianificazione dei primissimi e necessari atti di governo che riguardano il bilancio e le responsabilità, diciamo, connesse alla sua approvazione, ma riguardano anche la situazione cimiteriale e poi vorrò rendermi conto dell'andamento reale degli uffici di questa amministrazione. Nella mia vita ho sempre cercato di valorizzare competenze al di là dell'appartenenza e quindi per me varrà anche all'interno di questa amministrazione lo stesso principio. Chi è competente, chi è capace deve potersi spendere per la propria città e per il bene comune. I cittadini non hanno colore politico, i cittadini devono essere serviti dall'amministrazione in funzione e in relazione alle loro capacità, al loro profilo di autonomia in relazione alle proprie esigenze e fabbisogni specifici. Abbiamo straordinaria premura, mi confronterò a partire da domani con i partiti della coalizione, anche sulla squadra di governo per me i requisiti sono competenza ed esperienza, dopodiché avremo una profilazione degli assessori che, come ho detto, sarà tanto politica quanto tecnica. Consiglio nazionale Movimento 5 Stelle per discutere del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Non è stato espulso dal movimento ma sfiduciato. Lo stesso Conte ha convocato il Consiglio nazionale per discutere dell'invio delle armi e delle comunali. L'intervista telefonica del nostro direttore Arturo Cantella al deputato pentastellato Filippo Perconti. Onorevole Perconti, il suo punto di vista come parlamentare di 5 Stelle in merito a quello che sta succedendo nei confronti di Luigi Di Maio, attuale ministro, diciamo, degli esteri e fondatore del Movimento 5 Stelle, ecco, si parla di un suo allontanamento addirittura dal partito. Ecco, voi come base elettorale e parlamentare, qual è la situazione? Ci aggiorni? Sì, allora, diciamo che c'è stata una riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Si è parlato di espulsione ieri, ma questa è stata un'ipotesi già rinviata ed è stato rinviato anche questo giudizio, se così si può definire. È un momento particolare di dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle, ci sono degli impegni elettorali importanti, si sta costruendo l'organizzazione territoriale e c'è un dibattito aperto sulle questioni che riguardano anche la nostra posizione all'interno della NATO. A breve si voterà su una risoluzione che riguarda la de-escalation militare in Ucraina. Io sono molto fiducioso e mi auguro che si trovi una quadra al più presto possibile, che si chiariscano le posizioni di Conte e di Di Maio. Quindi, diciamo, una situazione di aggiustamento, di accomodamento, considerando che Di Maio, insomma, è stato il fondatore iniziale del 5 Stelle e Conte è venuto dopo. Diciamo che non è importante quanto il prima o il dopo, sicuramente è innegabile il contributo che Luigi Di Maio ha dato al Movimento 5 Stelle, è stato il nostro capo politico in passato, adesso c'è un altro capo politico che è stato confermato da ben 2 votazioni sulla nostra piattaforma, dove hanno votato più del 90% degli iscritti, quindi sono sicuramente 2 figure importantissime e fondamentali per il Movimento 5 Stelle. Ma secondo lei avverrà una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle come da più giorni si ipotizza?
ma io personalmente mi auguro di no, credo di no, credo che la cosa migliore sia trovare un equilibrio tra le varie posizioni, come si è sempre fatto. C'è sempre stato un dibattito molto franco e diretto all'interno del gruppo parlamentare, ma non per questo poi non siamo riusciti a trovare la quadra sulle varie questioni. Senta, in Sicilia si stanno preparando, diciamo, le ipotesi, si andrà al voto sulle primarie, ecco, voi parteciperete col PD, qual è la posizione su questa situazione? Sì, noi stiamo lavorando sulle primarie. Proprio oggi abbiamo delle riunioni con i nostri attivisti, con i nostri consiglieri comunali, stiamo cercando di trovare una quadra sul nome da proporre a queste primarie. Si sta facendo un ragionamento con tutto il cosiddetto campo progressista, è un appuntamento elettorale molto importante per il movimento. Si parla di Cancellieri, vero, come vostra proposta? Sì, si parla di Giancarlo Cancellieri, ma ci sono anche altri colleghi che hanno avanzato la propria disponibilità alla candidatura. Intanto si sta ragionando su più nomi in questo momento, non abbiamo un nome, non abbiamo scelto un nome ancora. Il Parco della Valle dei Templi, oltre ad essere uno dei più grandi e famosi del mondo, è anche un osservatorio privilegiato sull'archeologia. In questo momento sono 2 gli scavi in corso, quello al Teatro Ellenistico individuato nel 2017 e un'area urbana individuata nel 2019 a ridosso della Via Sacra. Siamo stati in questi luoghi proprio in occasione delle giornate europee dell'archeologia. Arturo Cantella. Quest'anno per le giornate dell'archeologia vi aspettiamo nei nostri cantieri aperti. Vi faremo vedere i risultati di 2 ricerche attualmente in corso. La prima, quella al teatro, che vede in questo momento l'Università di Catania impegnata nella continuazione dello scavo dell'edificio teatrale, ma non solo. Stanno venendo fuori delle bellissime novità che raccontano la città di Akragas sempre come una importante città d'acqua, così come abbiamo detto in questo periodo, e vi aspettiamo anche qui, dove mi trovo in questo momento, in un'area di indagine di recentissima apertura, che invece ci sta restituendo le tracce del quartiere residenziale in cui hanno vissuto gli akragantini che videro la costruzione dei nostri monumentali templi. È un quartiere residenziale che restituisce l'impianto urbano che noi già conosciamo per la città di età romana e che ci ha sorpreso con tutta una serie di importanti informazioni che riguardano alcuni momenti salienti della storia di Akragas. Tra questi, quello relativo alla distruzione da parte dei cartaginesi del 406, che ci ha riportato indietro e ci ha fatto rivivere la drammaticità di uno dei momenti più duri per la vita di questa importante città. Dunque vi aspettiamo da venerdì a domenica con 2 visite giornaliere, una al teatro di mattina e una qui di pomeriggio, per raccontarvi nel dettaglio quello che stiamo facendo. Il Comando Militare Esercito Sicilia ritorna a Drasi, a pochi passi da Punta Bianca, per le esercitazioni militari. Dopo la sospensione estiva in vigore fino al prossimo 15 ottobre, si ritorna a sparare fino al 30 dicembre. Ovviamente ci opporremo a questa folle scelta, afferma Maria Amico, visto che è in vigore un provvedimento della Procura di Agrigento che vieta le esercitazioni, perché la zona è fortemente inquinata per colpa delle manovre militari. In ogni caso, chiederemo a tutti di mobilitarsi ed essere presenti il prossimo 17 ottobre per impedire la ripartenza delle esercitazioni militari. Qualche mese addietro il governo Musumeci ha decretato l'istituzione di Punta Bianca come riserva naturale.
L'associazione ambientalista Mariamico di Agrigento ha raccolto la denuncia di tanti cittadini e del Comitato per Maddalusa e ha organizzato una giornata di pulizia ad opera dei volontari a Maddalusa domenica prossima, 26 giugno. Vediamo. Mariamico ha raccolto il grido d'allarme di tanti cittadini e del Comitato di Maddalusa e ha deciso di organizzare una giornata di pulizia qui a Maddalusa e alla Babbaluciana. Visto che nessuno fa nulla, non possiamo assistere in silenzio al degrado delle nostre spiagge. Decine e decine di pneumatici, quintali di plastiche portate a riva dalle mareggiate invernali. Domenica 26 giugno, vieni pure tu ad aiutarci a pulire questa spiaggia. Ti aspettiamo. Sulle onde della pace e della solidarietà, gita in barca per i profughi ucraini accolti a Montevago. Vediamo. L'iniziativa è quella di poter dare a queste persone che vengono dall'Ucraina in questo caso la possibilità di avere un minimo di inserimento nella nostra società e di far loro godere quelle che sono le nostre bellezze, quindi di poter alleviare anche i problemi di cui loro soffrono. Questo fa parte delle attività della Lega Navale, perché la Lega Navale istituzionalmente, che è un ente pubblico, istituzionalmente ha la funzione di diffondere l'amore e la conoscenza del mare e di inserirsi anche nel sociale, promuovendo la conoscenza del mare. È una delle tantissime attività che noi come sezione di Sciacca svolgiamo ogni anno. L'iniziativa è nata dagli amici della Lega Navale e dall'Unione Italiana Cechi. Devo ringraziare sia il dottore Di Giovanna che l'amico Stefano Turturici, che hanno proposto questa mezza giornata di svago e di divertimento sull'onda proprio della solidarietà. Considerato che i nostri ospiti vengono da una zona di guerra e considerato che oggi invece vuole essere visto come un momento di aggregazione, di stare insieme, di godere delle bellezze che questa terra offre e nello stesso tempo offrire a loro un momento di svago e di spensieratezza. Noi come Lega Navale è uno dei punti fondamentali del nostro statuto e teniamo molto a condividere l'amore per il mare e diffondere la cultura del mare anche con i diversi popoli. Capiamo il difficile momento e pertanto abbiamo voluto regalare questa mezza giornata di spensieratezza e dimostrare a loro la nostra fratellanza e la vicinanza, consapevoli del fatto del grave momento che stanno attraversando. Questi nostri fratelli ucraini hanno vissuto dei momenti terribili e quindi è giusto che noi non solo li stiamo aiutando per le loro necessità di tutti i giorni, ma anche cercare di dare qualche momento di gioia particolare e soprattutto fare conoscere il mare a coloro che magari non l'hanno mai visto. Oggi sono stati molto felici e anche i ragazzini sono molto divertiti, abbiamo fatto un bagno e per loro è stata una grande gioia. Sono contento di questo perché la vita è fatta di momenti brutti, ma oggi è un momento, grazie anche alla Lega Navale che ci ha aiutato in questa iniziativa ed è una iniziativa veramente molto lodevole. Associazione e Lega Navale per diffondere la cultura del mare e nello stesso tempo dare qualche ora di gioia a questi ragazzi ucraini. Il Sor Optimist e il Lions Club hanno organizzato un convegno ad Agrigento sul tema affido tra guerra e pandemia. Arturo Cantella. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi organizza oggi un interessante convegno sull'affido con qualificati relatori. Presidente. Sì, sicuramente è un altro episodio, che è un'altra stella, diciamo, che andiamo a mettere sul nostro percorso di questo anno sociale così ricco e interessante. Però questa per il mio club, per me, rappresenta la ciliegina sulla torta, perché è il tema nazionale voluto fortemente dal nostro governatore Franco Cirillo e quindi grazie, come dicevi tu, agli interventi di grandi relatori
abbiamo l'opportunità di poter parlare di un tema che oggi è caldo, che pur essendo, diciamo, essendo stato fino ad oggi un po' ai margini di quelle che sono le tematiche, i confronti, oggi invece il tema dell'affido è diventato il nodo centrale di quella che è la nostra attualità, perché come noi sappiamo la guerra, diciamo, gli ucraini, la situazione grave che stanno vivendo, hanno rimesso in gioco questo istituto giuridico che appunto, come dicevo, in questo momento storico deve essere attenzionato. Da non confondere con l'adozione, un altro istituto importante che comunque deve essere anche attenzionato, ma qui ci troviamo su altri fronti. Ovviamente l'affido è temporaneo, l'affido coinvolge emotivamente le famiglie affidatarie, le famiglie che lasciano, i bambini, quindi bisogna diciamo, attenzionare con sensibilità quello che questo argomento ci propone. Oggi questi relatori ci consentiranno di farlo in maniera precisa e attenta. Il Soro Optimist oggi organizza in tandem con l'ANS Agrigento Valle dei Templi un interessante convegno sull'affido, una tematica di grandissima attualità. Sì, io ringrazio il Lions Valle dei Templi nella persona della Presidente Susi Acona, che ha voluto coinvolgere il Soro Optimist in questo che è un progetto nazionale del Lions. Si parla di affido, è un argomento del quale si parla tanto e probabilmente si conosce poco. Oggi con l'aiuto di illustri relatori impareremo a comprendere meglio alcune dinamiche, ma anche problematiche di natura sociale e psicologica che investono questo delicato tema. Quindi sarà un momento di conoscenza e approfondimento proprio in virtù di quel grande amore che sta alla base dell'affido. Francesco Pira, presente a questo interessante convegno del Lions Club Agrigento Valle dei Templi sull'affido, una tematica molto attuale. Oggi c'è bisogno di amore verso i bambini, c'è bisogno di dare loro un sorriso, dare loro una speranza, e l'affido rappresenta socialmente la possibilità di far sentire questi bambini vivi e quindi per questo è importante parlarne ed è importante con grande altruismo occuparsi di loro senza pensare se poi ci sarà dopo la possibilità di adottarli. È un gesto d'amore anche momentaneo, anche temporaneo, che però permette a questi bambini di sentirsi vivi. In un momento in cui la società sembra particolarmente cattiva, in un momento in cui i figli uccidono i genitori, in cui le mamme ammazzano una mamma ammazza una bimba di 5 anni. È un momento di grandissima difficoltà per la nostra società, di grande cattivismo. Questo nostro momento di incontro di oggi è un momento in cui si può regalare amore, donare amore e capire come farlo. Ecco, quanto è importante oggi la tematica di cui si discute, che è quella dell'affido. La tematica che il Lions in generale ha scelto è una tematica molto molto importante, attualmente anche all'attenzione della riforma Cartabia. Tutto ciò che riguarda il minore è oggi all'attenzione della riforma Cartabia. Quello di oggi, l'affido, al di là anche dell'istituto civilistico, adesso assume una grande importanza, specialmente post pandemia e specialmente adesso che ci sono questi minori che arrivano dall'Ucraina, quindi la maggior parte sono minori non accompagnati e quindi l'istituto dell'affido è essenziale, indispensabile proprio per la tutela dei minori. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Nel paese di Sciacia, a Racalmuto, Sicilia 1992, Luce e Memoria, mostra fotografica di Toni Gentile in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Vediamo. È una serata dalla forte emozione attrattiva. Prima l'inaugurazione di questi ritratti di Toni Gentile e poi la presentazione del tuo libro. Sì, Francesca, una storia d'amore in tempo di guerra. È un libro che racconta la storia di Francesca Morvillo e quella scintilla d'amore che scoppia e la unisce a Giovanni Falcone. Un amore che sappiamo finisce molto male a Capaci nel 1992 e ho voluto raccontare appunto la vita comune di due persone
così importanti per raccontare pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, sia la loro storia d'amore, ma tutto ciò che accadeva contemporaneamente fuori dalla loro casa, in una città come Palermo che era diventata una città mattatoio, e quindi è un modo per esercitare la memoria, come in fondo fa adesso Racalmuto in quest'estate che comincia, e che comincia qui dal Teatro Comunale, che tanto piaceva a Leonardo Sciascia, e che diventa una sorta di cattedrale della memoria, perché queste foto che i visitatori, i viaggiatori di passaggio da Racalmuto potranno ammirare, ci ricordano proprio i drammi di persone che debbono essere ricordate non soltanto per come sono morte, ma per come hanno vissuto, perché chiunque di noi può fare quello che facevano loro, cioè il proprio lavoro, il proprio mestiere. Non c'è bisogno di essere eroi. Questo è il messaggio che dovrebbe partire da questa mostra e che spero parta anche dal libro. Con gli eventi di oggi al Teatro Regina Margherita la memoria su questi tragici fatti di 30 anni fa rimane quanto mai viva. Sì, come dire, Toni Gentile ha chiesto espressamente di fare questa mostra a Racalmuto. Poteva farla a Palermo, insomma, le vicende del 92, le stragi di Capaci e di Via D'Amelio sono avvenute lì, e Palermo era il centro positivo e negativo di tutto quello che è accaduto in Sicilia negli ultimi 50 anni. Ha voluto farla qui per in qualche modo riallacciare un legame che Falcone e Borsellino avevano già allacciato nel 1992 con Leonardo Sciascia, la famosa polemica sui professionisti dell'antimafia e così via. E allora questa mostra oggi, in cui ci sono le foto di Toni che raccontano 30 anni purtroppo di eventi tragici, ma c'è anche una foto che è la foto del funerale di Leonardo Sciascia. È il primo servizio che Toni ha fatto e che è andato a finire sui giornali nazionali. In qualche modo coniuga e in qualche modo collega personaggi straordinari. Falcone e Borsellino sono stati due eroi, due grandi servitori dello Stato. Sciascia è stato la coscienza civile del nostro paese. Oggi in questo teatro, grazie al Comune di Racalmuto che ci ospita, mettiamo assieme voglio dire, grandi pezzi di memoria, ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. I tuoi ritratti approdano al Teatro Regina Margherita di Racalmuto. Questa mostra poteva anche farsi altrove, perché qui? Qui intanto perché Racalmuto è una città piena di cultura. Questo teatro è uno scrigno nello scrigno della cultura di Racalmuto, e poi c'è un legame diretto con Leonardo Sciascia, nel senso che uno dei miei primissimi servizi quando io ero un giovane fotoreporter, proprio all'inizio della mia carriera, è stato proprio il funerale di Sciascia. Io non ho avuto modo di fotografarlo e di conoscerlo, diciamo, in vita, ma mi ricordo benissimo quel servizio in giro per le strade di Racalmuto, dove ho fotografato un sacco di ragazzi, di giovani, una città piena che partecipava in massa a quel funerale, quindi è uno dei servizi che ricordo con estremo piacere. Sciascia è una voce importante all'interno della narrazione antimafia italiana, no? Nella narrazione della letteratura in particolar modo, quindi è una sorta di omaggio a questa città, un omaggio a Leonardo Sciascia, un omaggio a Falcone, un omaggio a Borsellino, le cui storie in qualche modo si intrecciano. L'igiene della mente e l'ecologia del cuore incontro a Realmonte, un momento di formazione sociale rivolto alle famiglie e all'intera cittadinanza. Vediamo. La comunità ecclesiale, Don Fabio e il comune di Realmonte hanno programmato stasera questa bellissima attività e si parlerà di bellezza, e quindi è un tema ricorrente per il comune di Realmonte. Lo diciamo sempre, si va in direzione bellezza, e volendo citare il Papa, la bellezza è la creazione, la condivisione, la creazione dei ponti e l'abbattimento dei muri, e questa sera ci stiamo riuscendo.
La serata è l'igiene della mente e la pulizia del cuore. In un mondo in cui siamo bombardati da notizie anche negative, è importante igienizzare la nostra mente e il nostro cuore per guardare Dio, ma anche per guardare gli altri con gli occhi della speranza. Perché, come dice spesso il Papa, non ci dobbiamo far rubare la speranza. Sicuramente abbiamo bisogno di ritrovarci attraverso dei comportamenti che siano più verso l'unione, perché siamo ricchi di possibilità e soprattutto viviamo in luoghi straordinari. Ecco, la cosa più importante è che dobbiamo ritornare a trovare un'organizzazione che ci permetta non soltanto di utilizzare i territori e di custodirli bene, ma poi di ritrovarci noi come esseri umani per cercare di fare delle cose che ci portino a stare meglio nel nostro percorso personale, familiare, ma anche sociale. Organizzare questo evento con il comune di Realmonte proprio invitando fra Emiliano Antenucci e proprio il rettore del santuario dedicato alla Vergine del Silenzio, e anche abbiamo la presenza del dottor Salvonoe. Sono due figure che ci aiutano a scoprire l'interiorità. Ecco, dicevo una frase che San Francesco in un film aveva detto, dice: ogni uomo ha lo spirito e lo spirito è il tesoro di ogni uomo, quindi ci faranno scoprire in questo momento questa interiorità, questa ricchezza che oggi ne abbiamo bisogno, e in un tempo dove si fa tanto rumore bisogna saper fermarsi, e questa è la spiritualità che la Vergine del Silenzio vuole farci dono. Al caos il berretto a sonagli per i 155 anni della nascita di Pirandello. Così la Fondazione Teatro celebra il premio Nobel agrigentino nell'area allestita ai piedi della sua casa a Natale. L'appuntamento è sabato prossimo 25 giugno alle ore 21. Vediamo. Eccomi qua, siamo venuti per poco, perché per poco si fa. Buongiorno a tutti, insomma si festeggiano i 10 anni del berretto a sonagli con la regia di Francesco Bellomo, protagonista assoluto Gianfranco Iannuzzo nel ruolo di Ciampa e Gaetano Aronica nel ruolo di Fifi la Bella, un ruolo che ho ricoperto, diciamo, storicamente, rifacendomi a quella grande interpretazione che fu di Stefano Santaflores, indegnamente naturalmente, ma ho accettato l'invito veramente con grande gioia, perché questi 10 anni ci hanno uniti tantissimo, uno spettacolo che è rimasto nella storia, uno spettacolo che tra l'altro servirà anche a festeggiare un evento forse altrettanto importante, se non di più, i 155 anni dalla nascita di Luigi Pirandello. Dunque questi due eventi in uno per festeggiare forse anche la storia di grandi amicizie artistiche, noi che giriamo per il mondo, che ci buttiamo da una parte all'altra. Devo dire che io allora lasciai lo spettacolo a un certo punto per andare a lavorare in televisione, non potevo farne a meno, ero stato chiamato da Netflix e naturalmente dovetti fare una scelta anche dolorosa, per cui riprendere oggi le fila di quel discorso con questi grandi professionisti è per me motivo di orgoglio e di soddisfazione, e per questo motivo vi invito tutti il 25 giugno al Caos, casa natale di Luigi Pirandello, a vedere il berretto a sonagli con Gianfranco Iannuzzo, regia di Francesco Bellomo e Gaetano Aronica nel ruolo di Fifi la Bella. L'Acragas non è riuscita nell'impresa di approdare in Serie D. La finale playoff di ritorno ha premiato il Martina Franca, che vince con merito 4-0, ribaltando la sconfitta dell'andata per 3-2. Carmelo Lentini. Un Acragas ben diverso da quello visto ed ammirato all'Esseneto nella gara di andata subisce una cocente sconfitta a Martina Franca e dice addio alla D. Un risultato di 4-0 che ci sta tutto, ma che non deve offuscare il grande campionato giocato dalla compagine di Nicolò Terranova, che ha purtroppo mancato l'appuntamento più importante. Alla scarsa concentrazione iniziale della gara si è contrapposta la maggiore fisicità e voglia di vincere della compagine pugliese, che dopo aver evitato lo svantaggio, ricordiamo Piuca manda fuori a porta vuota al nono, segna la rete del vantaggio con Ancora. Continua dunque la maledizione delle finali nazionali per l'Acragas, che negli ultimi anni ne ha perse un paio, con la Correggese a Fondi e ancor prima con la Cavese all'Esseneto. Ritornando alla gara del Tursi, c'è da sottolineare la generosità dei tifosi biancazzurri,
che non sono voluti mancare a questo appuntamento che avrebbe potuto avere un epilogo meno pesante se non si fossero fallite delle occasioni nitide che avrebbero meritato miglior fortuna. 2 traverse piene con Lucas Corner e Pavicic bastano solo queste per sottolineare che il passivo è stato troppo inclemente. Chiaramente la delusione è tanta sia per la società e per lo staff tecnico e calciatori che per i tifosi che, arrivati speranzosi al Tursi, se ne sono ritornati ad Agrigento con il morale sotto i tacchi. Rispetto alla gara di andata vinta per 3-2, il tecnico Terranova presenta una variante in formazione con l'innesto dell'argentino Piuca. Già dai primi minuti si vede subito l'atteggiamento della squadra pugliese che oppone 3 punte pronte a punzecchiare, con un Delgado incontenibile che metteva in difficoltà Baio con una serie di dribbling e repentini cross al centro area biancazzurra. Al 9° minuto occasionissima per l'Acregas che in azione d'attacco sfiora il vantaggio proprio con Piuca che a porta vuota, anziché mandare in vuoto a sacco, effettuò un passaggio per un compagno che non c'è. Sul repentino capovolgimento di fronte il Martina segna. Delgado se ne va sulla sinistra, crossa un assist al centro dell'area cragantina, interviene Ancora che gonfia la rete con una botta imprendibile per Aruscia. L'Acregas subisce il contraccolpo psicologico e 3 minuti dopo incassa il raddoppio. Azione veloce, sempre di Delgado, assist per la corrente barriera che infila con un radente forte la porta ospite. L'addio a questo punto è in mano pugliese, ma c'è chi spera ancora in un miracolo biancazzurro. E sono proprio i tifosi acaragantini che continuano ad incitare i propri beniamini. La risposta purtroppo non arriva e al 27° un atterramento di Mangialardi in area caragantina da parte di Cipolla viene punito con un calcio di rigore. Dagli 11 metri trasforma Delgado. Timida reazione dell'Acregas che prima della chiusura del tempo ha la ghiotta opportunità per accorciare le distanze con lo svedese Lucas Corner, ma il tiro viene deviato da un difensore in angolo. Nel secondo tempo la squadra di Terranova scende più concentrata e al 51° colpisce la traversa con Lucas Corner, complice una deviazione del portiere Maggi. Una fiammata che precede la quarta marcatura pugliese ad opera ancora di Ancora, che risolve in mischia una lunga rimessa laterale. Oramai è fatta per il Martina, mentre l'Acregas cerca quel gol della bandiera che non arriva. All'88° Pavicic colpisce la traversa con Maggi ormai battuta, ma non è giornata e finisce tra il tripudio del pubblico di casa che brinda al ritorno in D. Ed ora spazio alle interviste. Mister, proviamo a commentare questa sconfitta in finale 4-0 contro il Martina Franca promosso in D, l'Acregas rimane in eccellenza. Cosa è successo oggi? Onestamente trovare le parole oggi dopo una sconfitta del genere non è nemmeno semplice. È chiaro che ci sono tante responsabilità nostre, in primis mie, però onestamente lo sapevo sin dall'inizio quando abbiamo beccato il Martina che era un avversario di tutto livello. Se poi concedi questi errori che abbiamo concesso all'andata e al ritorno a una squadra del genere, poi diventa tutto duro. Abbiamo già l'inizio della gara è stato molto timoroso, ho visto la squadra molto impaurita, ho visto tanti giocatori in difficoltà. La settimana non è stata semplice, è stata difficile, Majorano è stato male a inizio settimana, la stessa cosa Ferrigno. Non sono alibi, però è chiaro che quando concedi l'aspetto fisico a una squadra del genere, perché oggi onestamente ho visto molto meglio gli avversari, li ho visti molto più brillanti, arrivavano sempre prima sulla palla, quindi diciamo che sono stati oggi superiori in tutto. Mister, intanto complimenti perché hai fatto sognare migliaia di sportivi biancazzurri, un sogno che è stato accarezzato e un sogno che non si è realizzato. Io però voglio partire da una scritta che era apparsa nel Curva Nord: la follia più grande è riuscirci. Cosa è mancata oggi alla squadra? Quel pizzico di follia per riuscire a compiere un miracolo, un'impresa?
Guarda, intanto i complimenti li devo fare io alla squadra. Questa è una squadra che da quando ci sono io, cioè dire in 17 partite, è la prima sconfitta. È una squadra che in campionato ha subito solo, nella mia gestione ha subito solo 3 gol. Chiaramente gli avversari non erano di questo livello. Onestamente già superare il primo turno con l'Isernia è stata una quasi impresa. L'avversario era difficile, per avere ragione di un avversario del genere dovevi essere perfetto, e noi non lo siamo stati. Si punta il dito allora su questo regolamento un po' strano, le siciliane contro pugliesi, contro campane, contro le molisane. C'è una differenza nel potenziale tecnico tra i campionati, quello siciliano sicuramente è di un livello inferiore rispetto agli altri. Sì, è la seconda volta che mi capita di uscire con una pugliese. Mi è capitato con Mazzara nella semifinale con Nardò, la stessa cosa è successa oggi. E chiaramente il livello del campionato pugliese è superiore un po' a tutti i campionati di eccellenza, anche perché ci sono investimenti importanti da parte di società gloriose che vengono diciamo, da fallimenti come oggi il Martina. Però onestamente oggi pensare a questo faccio fatica, la delusione è talmente tanta perché avevamo tante aspettative, perché pensavamo di giocarcela in maniera diversa. È chiaro che dobbiamo cercare di capire che questa è una squadra giovane, una squadra che rispetto agli avversari può crescere, e oggi forse ci è venuto a mancare forse proprio il temperamento di una grande squadra. Mister, c'è tanta delusione tra i tifosi, cosa ti senti di dire loro? Io mi sento di dire che pur di vedere l'Agra che sentì avrei rinunciato a qualcosa di importante. Mi dispiace soprattutto per loro, mi dispiace per questa società, mi dispiace per questi giocatori che ci hanno messo l'anima. Non mi sento di dire nulla a questi giocatori, mi assumo tutte le responsabilità della partita di oggi perché è giusto che sia così. Non sono stati 15 giorni per noi lineari, con tante difficoltà, anche la partita non è andata, lo stesso Majorano, il giovedì avevo avuto un piccolo risentimento, sono cose che magari si nascondono, però è giusto fare il conto con queste situazioni. Campionato di basket Serie B e playoff promozione in A2. La Fortitudo Moncada Agrigento è stata ancora per la seconda volta sconfitta in trasferta dalla Sebastiani Rieti, questa volta 73-63. Dunque la Fortitudo ha vinto le prime 2 gare interne e adesso è pareggio 2-2. La quinta e decisiva partita si giocherà mercoledì prossimo 22 giugno a Porto Empedocle al Pala Moncada. Le dichiarazioni dell'allenatore biancazzurro Michele Catalani. Vediamo. Ma anzitutto rinnovo i complimenti a Rieti perché ha fatto una partita di nuovo molto consistente. Noi avremmo dovuto fare qualche cosa di diverso sotto il profilo difensivo. Penso che a livello statistico il dato più significativo che evidenzia, che mette in risalto le nostre difficoltà, siano stati 46 rimbalzi concessi con i 16 rimbalzi in attacco da parte di Rieti e i 17 punti su secondi tiri. Al di là del divario finale, noi a 5 minuti dalla fine eravamo a -3, se non erro con una tripla di Stanic. Siamo sempre stati a contatto, quindi se fossimo stati probabilmente più consistenti in area nel non concedere tanti rimbalzi, soprattutto offensivi, e tante seconde opportunità, probabilmente la partita saremmo riusciti a gestirla in maniera diversa. Ci tengo a sottolineare che sono molto orgoglioso della mia squadra perché ha messo in campo un'altra prova di coraggio, perché abbiamo provato a difendere bene, ci siamo stati 73 punti, poi nel finale hanno ampliato uno svantaggio che probabilmente è anche ingeneroso, però fino a 35 minuti segnando con buone percentuali Rieti era ferma a 57, quindi devo essere onesto, abbiamo avuto cose positive dalla difesa, dobbiamo riuscire ad essere più continui, dobbiamo riuscire ad essere più consistenti in area. Credo che ritorneremo a casa, ricaricheremo le pile, troveremo 2 adeguamenti per affrontare gara 5
sicuramente la differenza la farà l'energia che metteremo in campo, l'energia che spero possa trasmetterci il nostro pubblico, che mi auguro sia numeroso a riempire il Pala Concada, così come stasera lo è stato quello di Rieti in questo splendido Palasport. Siamo ancora nella serie, penso che se all'inizio dell'anno ci avessero detto avremmo giocato gara 5 in casa per vincere il campionato, non ci avremmo scommesso un euro. Ci siamo, ce la giochiamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto finora e con la determinazione di provare a portarla a casa fino a che abbiamo energie da spendere in campo. Tra gara 3 e gara 4 l'approccio è stato sicuramente diverso. In vista dei due risultati, a differenza rispetto a gara 5, quale sarà l'approccio alla partita in gara 5 e che tipo di gara ci si deve aspettare? Ma non c'è stato un approccio differente. Sicuramente Rieti ha avuto due approcci molto positivi, l'ho detto al termine di gara 3, lo ridico oggi. Rieti è stata bravissima ad aggredire l'area, ribadisco, la nostra poca consistenza non è derivata dal riuscire a tenere, ma quanto più, ribadisco, il dato più significativo dei 46 rimbalzi, soprattutto i 16 offensivi che hanno prodotto tanti punti da seconda opportunità, è probabilmente quello che ci ha penalizzato di più. Ovviamente loro hanno giocato molti più possessi, ribadisco, il divario finale credo che sia relativo, fino a 5 minuti dalla fine eravamo punto a punto, è stata una partita che si è svolta punto a punto, poi si è deciso ovviamente negli episodi, il tiro da 3 punti di Ndoia che sostanzialmente ha dato la mazzata finale, però ribadisco, abbiamo fatto una partita positiva per tante cose, negativa per altre, siamo all'interno della serie, così come avevo detto al termine di gara 3 stiamo giocando contro una grandissima squadra, non ci aspettavamo nulla di facile, però se volevamo vincere una di queste due partite dovevamo essere più duri, non le abbiamo vinte, dovremmo essere più duri in gara 5. Perfetto, allora passiamo con le domande dei nostri giornalisti. Valerio Pasquetti, Corriere. Michele, prescindendo dalle considerazioni statistiche ovviamente, credo che questa partita sia stata contrassegnata da una peculiarità esattamente diversa dall'altra, cioè voi siete emersi nel finale l'altra volta e avete messo in seria difficoltà ieri. Oggi voi avete avuto l'inerzia della partita per larghi tratti, mentre nel finale, stranamente, a mio modo di vedere, Agrigento, che probabilmente ha energia in più rispetto a ieri, è un pochino pericolata. Ecco. Io alla luce di queste considerazioni, cioè forse un calo fisico, un calo di energia, che è quello che verrà sostenuto fino ad oggi, come vedi gara 5 in questa prospettiva? Ma io credo che gara 5 sia una gara dove le energie, se non ci sono dal punto di vista fisico, le metteremo dal punto di vista mentale, quindi non mancheranno di sicuro. Ribadisco, siamo usciti alla lunga perché nelle partite precedenti siamo riusciti a controllare i rimbalzi, cosa che oggi non siamo riusciti a fare. L'ha fatto molto bene Rieti e questo ci ha tolto ritmo, perché ovviamente se loro riescono ad avere più possessi a volta e noi giochiamo, siamo costretti a giocare in maniera più statica e facile, che non riusciamo a chiudere magari come potremmo fare correndo il campo qualche break. Ribadisco, loro sono stati molto bravi ad essere molto presenti vicino a canestro, ad andare sempre a rimbalzo. I possessi aggiuntivi loro ci hanno tolto la possibilità di correre. Abbiamo chiuso con 6 punti in contropiede su 63 realizzati, credo che facendone una cifra normale e riuscendo a correre, però per correre dobbiamo raccogliere rimbalzi e recuperare palloni. Se non l'abbiamo fatto ovviamente ci mancano nel computo finale dei punti offensivi. Se in una partita normale, in una media di 10-15 punti riusciamo a farli, quei 63 si trasformano in 70, in 75, probabilmente è una partita un po' diversa. Ovvio che se non riusciamo a correre credo sia più agevolata Rieti per lo stile, per la tipologia di squadra che è. Ribadisco, io come ho detto prima sono molto orgoglioso dell'atteggiamento dei ragazzi, perché anche nel finale l'ho dovuti fermare io a 18 secondi perché sennò avrebbero voluto, nonostante le energie mancassero, andare ancora a segnare, ma comunque la partita era già chiusa. Nel finale avete visto voi con quale aggressività Alessandro Grande ha voluto andare a provare a riprendersela la partita. Mi piace moltissimo, ovvio che un allenatore
al di là di quella che è la partita, se riesce ad avere questo tipo di atteggiamento in una partita così in cui non c'è delusione ma c'è ancora la voglia negli ultimi 30 secondi di andare a fare un canestro per rimanere attaccati anche mentalmente alla serie, credo che siano segnali positivi. I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, siamo un pochino a corto, ribadisco, l'assenza di Albano ovviamente non è un alibi ma è un dato di fatto, siamo ancora in attesa, però spero di sì, mi auguro di sì. L'assenza di Albano ci condiziona quantomeno nelle rotazioni, perché è vero che siamo un pochino più giovani ma siamo più corti. Stasera Rieti è riuscito a trovare rotazioni più ampie, ha messo in campo più giocatori, quindi le nostre di energie alla fine non erano tantissime. Ribadisco, ci giochiamo gara 5, se ce l'avessero detto all'inizio dell'anno sarebbe stato un sogno arrivare a giocarci gara 5 in casa. Ci siamo, ce la giochiamo, avevamo 2 match point, stiamo giocando contro una squadra incredibile dal punto di vista del talento, molto ben allenata, non lo dico perché c'è il coach qui, di cui ho grandissima stima, quindi non dobbiamo farci prendere dal panico. Ci siamo conquistati questa gara 5, torniamo a casa in mezzo alla nostra gente, vi assicuro che daremo tutto il possibile per portarla a casa e alzeremo gli occhi alla fine dei 40 minuti prossimi e vedere quello che è successo. Comunque ci avete fatto vedere 2 partite bellissime, grazie. Io vi ringrazio, colgo l'occasione, visto che poi non ritorniamo più qua, per ringraziare tutti perché ci sono arrivati complimenti, ce ne facciamo poco perché comunque le partite le abbiamo perse, però ci sono arrivati tanti complimenti, di questo ringrazio sia la società, il club che il pubblico, perché ci sono arrivate tante testate di stima. Ci piacerebbe che accanto alle testate di stima arrivasse la prossima vittoria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.